Cristo, nostra Pasqua, è immolato, alleluia. Celebriamo il banchetto con purezza e verità, alleluia. O terra tutta, acclamate a Dio, inneggiate alla gloria del suo nome. Tutta la terra si prosterni a te, inneggi a te, inneggi al tuo nome. Cristo, nostra Pasqua, è immolato, alleluia. Celebriamo il banchetto con purezza e verità, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la festa della terza domenica di Pasqua. Siamo nel clima pasquale di gioia per la risurrezione del Signore, anche se esteriormente questa gioia è velata dal momento di contagio che stiamo vivendo, dal virus che insidia la nostra salute, i nostri rapporti, la possibilità stessa di celebrare insieme l'Eucaristia. Non lasciamoci abbattere, mettiamoci davanti al Signore dovunque possiamo trovarci con fede rinnovata. Rivivifichiamo la nostra fede. Il Signore, come sentiremo nel Vangelo, cammina con noi, si avvicina, condivide le nostre tribolazioni, i nostri discorsi, a volte pieni di problemi, di fatiche, ci risponde, rimane con noi e con noi spezza il pane della parola, il pane dell'Eucaristia. Certi di questa presenza fedele del Signore, mettiamoci davanti a Lui, rinnoviamo il nostro pentimento, chiediamogli umilmente la sua misericordia e il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, Deo.
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me,
Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Alleluia, alleluia, alleluia. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Alleluia, alleluia, alleluia. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia, alleluia, alleluia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi.
e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in parole e in opere davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Qual è il messaggio principale di questo famoso e bellissimo brano evangelico che abbiamo appena ascoltato? Potremmo sintetizzarlo così. Vuole essere una risposta alla domanda che fin dagli inizi della prima generazione cristiana i discepoli si sono posti, e cioè, ma noi che non abbiamo avuto il dono di vedere Gesù risorto, come possiamo incontrarlo? Come possiamo conoscerlo? Come possiamo fare esperienza reale di Lui e non solo per sentito dire? Sono domande serie. I due discepoli che scendono da Gerusalemme ad Emmaus rappresentano tutti i discepoli che hanno, diciamo così, simpatizzato per Gesù, che hanno creduto in Lui, che hanno sperato in Lui, ma che però, a differenza degli apostoli, non l'hanno visto come risorto. Rappresentano tutti quei discepoli di cui Gesù stesso aveva parlato: beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Beati, certo, rispondono questi discepoli, ma noi desidereremmo vederlo. Come facciamo a credere in Lui senza vederlo? Ecco allora la risposta che ci viene da questo brano di Luca 24. I due discepoli che camminavano da Gerusalemme ad Emmaus vivevano uno stato d'animo tutt'altro che felice. Conversavano e discutevano insieme di quello che era capitato a Gerusalemme, di come cioè le loro speranze erano andate drammaticamente deluse, perché questo era avvenuto a Gerusalemme. Gerusalemme è la città della Pasqua, è la città dove Gesù avrebbe dovuto manifestare il suo potere. Tutto sembrava invece essersi rovesciato in un triste fallimento. E allora se ne vanno. Gerusalemme diventa la città da abbandonare, la città delle speranze deluse. E proprio nel bel mezzo di questa situazione Gesù in persona, dice il brano, si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Per certi aspetti è fin troppo facile riconoscere in quella situazione dei due discepoli la situazione che anche noi spesso ci capita di vivere. È fin troppo facile, vorrei dire, riconoscere la situazione che ora, in questo tempo, noi viviamo. Ma fissiamo il nostro sguardo sui gesti e sulle parole di Gesù. Perché è guardando a Lui che noi possiamo trovare risposta a quella domanda che sempre si rinnova: ma io come faccio a incontrare personalmente Gesù? Egli in persona si avvicinò e camminava con loro, e detto: Gesù in persona, non un altro, non un surrogato di Gesù, non un semplice ricordo, ma Lui in persona si avvicina e cammina con loro, anche se i loro occhi non lo vedono. Egli realmente si avvicina e cammina con loro. Perché i loro occhi erano impediti a riconoscerlo? Possiamo domandarcelo. Forse perché erano troppo incentrati sulla loro delusione. E capita anche a noi a volte che siamo talmente ripiegati su noi stessi che non ci accorgiamo di qualcosa di bello che c'è attorno a noi.
ma forse anche più semplicemente perché i nostri occhi, come quelli dei due discepoli, non sempre riconoscono l'avvicinarsi di Gesù e il suo camminare con noi. Gesù non è come le altre cose che si vedono, si toccano. Eppure lui in persona si era avvicinato e camminava con loro. Ecco, questo è molto importante. Gesù si avvicinò e camminava con loro e lo fa anche con noi, anche se non sempre noi ce ne accorgiamo. Anzi, diciamo che fa di più e chiede loro di condividere con lui i discorsi che stavano facendo lungo il cammino. Certamente i discorsi che stavano facendo in quel momento, che erano quelli riguardanti i fatti che erano capitati a Gerusalemme, ma l'espressione può indicare più ampiamente i discorsi che generalmente noi facciamo lungo il cammino della nostra esistenza. Gesù chiede di condividerle con lui. Molte volte sono discorsi banali, puramente materiali e superficiali. Altre volte sono discorsi futili, a volte anche negativi, che francamente ci vergogniamo a far conoscere agli altri, ma molte altre volte sono discorsi che impegnano le nostre convinzioni. Talvolta sono discorsi di gioia, tal'altra di sofferenza, di tribolazione, discorsi seri, possiamo dire. Gesù ci domanda di condividerli con Lui. Questa, se ci pensiamo, è una cosa molto bella. Gesù non solo si avvicina, cammina, ma ci chiede di condividere con Lui ciò che occupa il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita. È una cosa molto bella che non sempre però siamo capaci di fare, forse perché non ci crediamo mica tanto che Gesù si interessi realmente dei nostri discorsi. A Gesù invece interessano e ascolta pazientemente il discorso di quei due discepoli, come ascolta noi quando ci confidiamo con Lui, condividiamo con Lui i pesi che magari gravano sul nostro cuore o le gioie che lo sollevano. Ascolta, ma anche risponde come una persona che è realmente entrato nei discorsi dei suoi interlocutori. Non fa come qualche volta facciamo noi, che quando ascoltiamo il racconto di qualcuno che ci parla dei suoi problemi, aspettiamo solo che finisca. Oppure facciamo che una parola entri per un orecchio ed esca dall'altro. No, Gesù entra nei discorsi che i suoi interlocutori gli stanno facendo e provoca i due, obbligandoli a rimettersi in questione, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Tocca cioè la radice della loro fede, perché quanto avevano detto di Gesù, quanto si aspettavano, quanto speravano di Gesù, si basava in fondo sulle parole e sulle promesse della Sacra Scrittura, ma non l'avevano capita veramente. Ecco allora che Gesù li aiuta a rileggere ciò che stavano vivendo alla luce di una comprensione giusta, corretta delle Sacre Scritture. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui. Osserviamo che Gesù ci offre un metodo per leggere la Sacra Scrittura. Anzi, diciamo, ci offre il metodo giusto. Quello giusto, leggere e ascoltare le Sacre Scritture chiedendosi che cosa ci fanno capire di Gesù e contemporaneamente chiedendoci come Gesù dà vero compimento alle Sacre Scritture. Guardate che se noi impariamo a leggere le Sacre Scritture facendoci queste due domande, che cosa dicono di Gesù e come Gesù dà compimento alle Scritture, le Scritture diventano capaci di parlare, di riscaldare il cuore, come diranno i discepoli. Ma Gesù fa ancora qualcos'altro, rimane con loro e spezza per loro il pane. E proprio a quel gesto si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, dice il testo. Ma Gesù non rimane oltre con loro, sparì dalla loro vista, come per dirci: tu
non puoi trattenermi, lo so che lo desideresti. No, non è possibile. Non puoi captarmi con i tuoi sensi fisici come qualsiasi altra cosa. La mia relazione con te, realmente possibile, mette in gioco non solo gli occhi fisici, ma gli occhi della mente e specialmente gli occhi del cuore, gli occhi della fede, gli occhi dell'amore. Certo, Gesù non lo vedrai con gli occhi fisici e tuttavia potrai realmente incontrarlo, lui in persona. Ecco la risposta a quella domanda che avevamo ricordato all'inizio. Come faccio io a credere in Gesù senza vederlo? Potrai farlo ascoltando le scritture come lui ti ha insegnato ad ascoltarle. Potrai farlo ripetendo quel gesto del rendimento di grazie e della frazione del pane che lui ti ha detto di compiere. Fate questo in memoria di me. L'episodio di Luca 24 è un episodio reale e nello stesso tempo è un episodio esemplare, cioè che indica una strada per sempre, per sempre. Tutti i discepoli chiamati a credere senza vedere potranno incontrare realmente Gesù nella parola e nel pane spezzato, quello che a noi viene dato in ogni celebrazione eucaristica. E allora capiamo anche perché tanti cristiani in questi giorni che non possono partecipare fisicamente alla celebrazione eucaristica vivono con grande disagio, con grande sofferenza questa mancanza, perché hanno capito che lì tu puoi incontrare Gesù. Qualcuno allora può dire: ma allora per essere cristiani basta andare a messa e tutto è fatto. Beh, no. Tant'è vero che appena resisi conto che avevano realmente incontrato Gesù nella parola e nel pane spezzato, i due non se ne rimasero lì brindando, felici e contenti. No, partirono subito, dice il testo, senza indugio, e fecero ritorno a Gerusalemme narrando ciò che era accaduto loro lungo la via. Come a dirci, l'incontro con Gesù nell'Eucaristia o diventa missione o non è reale. Quindi accanto alla celebrazione eucaristica ci vuole l'annuncio, la comunicazione, la testimonianza della propria fede. E aggiungiamo, questa testimonianza non può essere soltanto fatta di parole, ma deve essere nei fatti, cioè nella gioia che scaturisce da essa e nella carità, cioè nella capacità di riconoscere Gesù nel povero, nel malato, nel forastiero, nel bisognoso, compiendo quelle che noi chiamiamo opere di misericordia. Ma tutto nasce da quella parola ascoltata che riscalda il cuore e predispone alla frazione del pane. Quella parola, cari fratelli e sorelle, che ognuno può fare. Certo, il momento più grande è quello dell'ascolto della parola nella celebrazione liturgica, ma ognuno può farlo nella sua casa, ascoltando il Vangelo e ponendoci quelle domande che Gesù ci ha insegnato a porli. Che cosa mi fa capire di più di Gesù? E come Gesù dà compimento a questa parola. E allora concludiamo con quell'invocazione che abbiamo ascoltato nell'Alleluia prima del Vangelo. È un versetto che è una preghiera. Signore Gesù, facci comprendere le scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, non abbiamo paura degli eventi, anche dei più tenebrosi, perché la nostra sera è riempita della presenza del Signore che rimane con noi. Preghiamo insieme e diciamo: abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Perché la gioia del Vangelo infiammi tutti i cristiani nell'annuncio del Vangelo di Cristo, vita e risurrezione di tutti gli uomini. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Perché quanti assaporano l'amarezza della delusione nel crollo delle proprie speranze, si aprano alla fiducia nel Signore e nella sua Pasqua, che apre strade nel deserto e illumina anche la notte più buia. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Perché i nostri fratelli ammalati, raggiunti dal contagio, sentano la presenza del Signore accanto a loro, nella vicinanza di quanti si prendono cura di loro, nel calore della parola evangelica. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Perché la rinuncia all'assemblea eucaristica di questi giorni, dolorosa necessità per la salute di tutti, purifichi la nostra comunità cristiana e ci insegna a valorizzare meglio il dono dell'Eucaristia. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Perché coloro che sono morti in questi giorni e hanno comunicato alla passione del Signore possano godere anche della sua risurrezione e della sua gloria. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto che apre il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture e si rivela a noi nell'atto di spezzare il pane. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Restate in me, alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la via, la santità, alleluia, alleluia. Cantate con me, alleluia, danzate con me, alleluia, io sono la gioia, la libertà, alleluia, alleluia.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
A coloro che ci seguono attraverso le onde della Tenda TV, proponiamo di unirsi attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te. Come i discepoli di Emmaus, anche noi ripetiamo: rimani con noi, Signore. Resta con noi, Signor, noi ti preghiamo. Al mondo errante dona pace e amor. Senza di te il viver nostro è vano. Resta con noi, Signor, con noi, Signor. Resta con noi, l'oscura notte vien su nostra vita, splenda il tuo fulgor. Luce tu sei, Dei illumina il cammino. Resta con noi, Signor, con noi, Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di dare la benedizione conclusiva, un saluto a tutti coloro che hanno partecipato attraverso le frequenze di La Tenda TV a questa santa celebrazione, perché sia un momento e un motivo di speranza, la certezza che il Signore è vicino a noi, cammina con noi, condivide le nostre preoccupazioni, gioie e dolori, ci illumina e diventa nostro cibo per il cammino. Sono tutti motivi di fiducia e di speranza che possono sostenerci a vivere in modo positivo, in modo costruttivo il momento di prova che stiamo vivendo. In questa domenica alle 10:30 sarà trasmessa la Santa Messa che celebrerò dall'ospedale di Vittorio Veneto. È un ospedale che raccoglie particolarmente malati di Covid-19. La celebrazione della Santa Messa sarà un motivo di fiducia, di speranza, di incoraggiamento per tutti, malati
medici, infermieri, operatori sanitari. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Francesco di Sales, patrono del seminario, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. A te gloria, Signore, che regni nei cieli, Cristo risorto, o nostro Salvatore.